Quasi 7.000 abitanti, terra di confine tra Friuli e Veneto, paese un tempo agricolo diventato poi ricco con l'industrializzazione, che ha trasformato Prata di Pordenone in uno dei luoghi più importanti del distretto del mobile. Ma ora il sistema mobile è in cambiamento, colpa anche della crisi, e non sarà facile per i 3 candidati a sindaco gestire un territorio con nuove difficoltà. In 3 si sfidano Moreno Pugliatti, 37 anni, tecnico informatico, Dorino Favot, 45 anni, dipendente comunale, Antonio Consorti, 43 anni, rappresentante nel settore del mobile. Ma i problemi sono gli stessi. La crisi economica che sta colpendo il comparto del mobile, che era la parte trainante dell'economia di questa zona, e vertono principalmente sullo spostamento della funzione del comune dal grosso peso che avevano l'attribuzione di appalti alla definizione di nuove strategie per il sostegno al sociale. L'aiuto alle famiglie, sia in termini di aiuti economici, che significa bonus per le famiglie più disagiate, piuttosto che anticipazione per quanto riguarda le persone che si trovano purtroppo in cassa integrazione guadagni. Oggi le priorità sono quelle legate al lavoro, all'occupazione, alle politiche del sociale, alle politiche della sicurezza. E poi ci sono tante altre questioni che possono riguardare le infrastrutture, l'ambiente, le politiche associative, le politiche dello sport, non ultime le politiche di bilancio. Tante le esigenze in un comune di frontiera che deve fare i conti con un sistema sociale al collasso, la sicurezza e purtroppo l'impennata di cassa integrazione. Prata ha bisogno di ripensare il suo futuro, ha bisogno di avere di nuovo fiducia in se stessa e ha bisogno soprattutto di dare una svolta al tessuto economico che in questo momento è fermo. Maggiori servizi alle famiglie che vanno dalla possibilità di avere l'accesso al nido per le famiglie che hanno meno possibilità ma che comunque i genitori lavorano, piuttosto che migliorare un servizio di doposcuola, una rivisitazione del progetto giovani che è fondamentale appunto per la crescita dei nostri ragazzi. L'esigenza oggi sentita e maggiormente condivisa è quella del lavoro e dell'occupazione. Questo è un territorio che non aveva mai sentito questa esigenza e purtroppo sulla pelle lo sta provando, quindi di conseguenza noi dobbiamo attivare tutte quelle politiche che in qualche modo possono far aumentare la crescita.